Come farsi le coccole. Le coccole sono una bellissima dimostrazione fisica d'affetto, comunicano intimità, amore e rendono felici. Favoriscono il rilascio di un ormone che riduce lo stress e l'ansia, migliorando di conseguenza l'umore. Se appartieni a quella categoria di persone a cui piacerebbe coccolare il proprio partner, ma non sa da dove iniziare, ecco un piccolo corso che ti eviterà qualsiasi tipo di imbarazzo. Inizia lentamente. Magari la tua partner ha richiesto le coccole esplicitamente, oppure sei stato tu a prendere l'iniziativa. Quale che sia la situazione, devi iniziare lentamente. Non saltarle addosso all'improvviso, letteralmente, non devi sovrastarla con il tuo corpo, anche se non vedi l'ora di farlo. Appoggia una mano sulla sua spalla, facendola scivolare sulla schiena per mostrare il tuo intento. Lasciala in quel punto per qualche minuto, massaggiando delicatamente la sua pelle. Assicurati che le tue intenzioni siano chiare. Anche se appoggi la mano sulla sua spalla, non significa necessariamente che vuoi coccolare quella persona. Accarezza il suo braccio per rendere palese il tuo intento. Ricorda che le coccole non devono trasformarsi per forza in preliminari. Inizia lentamente e continua finché sei a tuo agio, senza preoccuparti di trasformare i tuoi gesti in qualcosa di sensuale. Prendi in considerazione i fattori ambientali. Adesso che conosci le basi, sei pronto per le vere coccole. Prima di procedere, però, devi renderti conto dei fattori ambientali. Fa molto caldo? Il contatto fisico potrebbe farvi sudare un sacco. Siete sul divano, a letto oppure in un posto completamente diverso? Lo spazio a disposizione influisce inevitabilmente sulle posizioni. Mettiti comodo. Stai per stringere la tua partner in un tenero abbraccio che durerà per un bel po' di tempo, quindi assicurati di essere in una posizione comoda. Se hai intenzione di far durare le coccole a lungo, magari per tutto il film, indossa abiti comodi e prendi una coperta calda. Probabilmente ti appoggerai a lei, ma avere un cuscino a portata di mano è sempre un'ottima idea. Accarezzala un po'. Dedicati alla spalle, alla schiena, alle gambe o alle braccia, senza dimenticare i punti sensibili. Procedi con delicatezza e in modo accattivante. Potrebbe essere una sorta di leggero massaggio. Il tuo scopo è rilassare la tua partner per renderla propensa alle coccole. Quando inizierai le coccole vere, potresti prolungare questo massaggio delicato da cui entrambi trarrete emozioni positive. Inizia con un classico, il cucchiaio. È la posizione tradizionale per eccellenza per un motivo ben preciso, è meravigliosa per le coccole. Uno dei due partner sarà il cucchiaio grande, l'altro sarà il cucchiaino. Il primo si mette alle spalle del secondo stringendolo in un dolce abbraccio, avvolgerà le braccia intorno al corpo del partner, in modo da incastrarsi perfettamente in una tenera stretta. Fai attenzione alle teste. Saranno molto vicine tra loro, perciò conviene che il cucchiaio grande sposti la sua testa di lato, appoggiandola sulla spalla o sul braccio del partner. Non dimenticare il calore emanato dai corpi. La posizione del cucchiaio è perfetta per le coccole, ma si genera tantissimo calore a causa del contatto fisico. Ogni tanto conviene spostare le braccia o muovere un po' le gambe per evitare di creare una pozza di sudore. Prova il mezzo cucchiaio. Anche questo è un grande classico. Mentre un partner si stende in posizione supina, l'altro si sistema al suo fianco appoggiando la testa sul suo petto. In genere si intrecciano le gambe per una sessione di coccole più intime. Prova la stratificazione. È ottima per gli spazi stretti. Il primo partner deve stare in posizione supina, mentre il secondo si stende sul suo corpo. Per evitare il rischio di soffocamento, i corpi dovrebbero essere sfalsati. La seconda persona si appoggia alla parte inferiore del corpo del partner, girando la testa di lato per appoggiarla sul ventre del compagno. Stendetevi faccia a faccia. È una delle posizioni più romantiche per le coccole. Dovete stendervi in posizione prona, girando la testa di lato per guardarvi negli occhi. In alternativa potete appoggiarvi sul fianco. Scegliete la posizione che trovate più comoda. Per un effetto più romantico, intrecciate le mani. Prova la posizione per guardare le stelle. Se siete in campeggio oppure siete pronti per la notte di San Lorenzo, dovrete trovare una posizione per coccolarvi guardando il cielo. Stendetevi entrambi in posizione supina, l'uno di fianco all'altro, e intrecciate le gambe. Se non ti importa di perdere sensibilità al braccio, fallo scivolare sotto il collo del tuo partner, in modo da abbracciarlo. Potreste anche tenervi per mano. Intrecciate le dita e appoggiate le mani a terra, tra i vostri corpi, oppure sul torace. Ci si può coccolare in questa posizione in qualsiasi circostanza, non è obbligatorio farlo soltanto quando si osservano le stelle. Appoggia la testa sulle sue gambe.
Questa posizione è ottima per coccolarsi continuando a chiacchierare senza perdere il contatto visivo. Uno dei due partner deve sedersi, mentre l'altro si stende perpendicolarmente e appoggia la testa sulle gambe del primo. In questo modo la persona seduta avrà l'opportunità di giocherellare con i capelli del partner e accarezzare dolcemente il suo viso. Gioca con i suoi capelli. Non c'è niente di più dolce che giocare con i capelli del proprio partner. Non importa se sei un uomo o una donna, accarezza i suoi capelli, passando le dita tra le ciocche mentre vi coccolate. Usala come variante del massaggio al cuoio capelluto. Giocare con i capelli del proprio partner è un modo per metterlo a proprio agio e renderlo felice. Scambiatevi qualche tenero bacio. Evita i baci troppo passionali, perché non state iniziando dei preliminari. Basterà qualche bacio leggero sulla fronte, sul braccio o sulle mani per dimostrare il tuo affetto. Renderai felice il tuo partner che si stringerà sicuramente a te in un abbraccio. Fai pratica con dei massaggi. Tutti adorano un bel massaggio, vero? Dimostra l'amore che provi per il tuo partner massaggiandogli delicatamente la schiena, le spalle o le braccia. Se non ti piacciono i massaggi, accarezza delicatamente la sua pelle. Fai scivolare le tue mani sul suo corpo. Tocca leggermente il tuo partner con la punta delle dita. Falle scivolare sul suo petto, lungo le gambe o le braccia. Questo tipo di coccole sono perfette per la posizione del cucchiaio e del mezzo cucchiaio, ma si possono fare in qualsiasi posizione. Solletica leggermente il partner. Procedi delicatamente, per farlo ridere di gusto, e vedrai che si avvicinerà subito a te. Non usare troppa forza e non continuare a lungo, deve essere un piccolo flirt che attirerà il partner verso di te. Consigli. Alcune ragazze adorano essere abbracciate da dietro. Rilassati. Durante le coccole il corpo dovrebbe essere sciolto e i muscoli rilassati. Anche un semplice abbraccio conta come una coccola. Non dimenticare di farlo ogni volta che puoi. Non c'è un unico modo per fare le coccole. Chiedi al tuo partner ciò che preferisce. Non aver paura di chiederlo, in questo modo potrete trovare il metodo perfetto per entrambi. Inoltre, potrete chiarire le rispettive aspettative. Quanto possono durare? Che cosa preferisci? Quali sono i gesti e i luoghi appropriati? Quando uscite con i vostri amici, non puoi sederti sulle gambe del tuo partner iniziando ad abbracciarlo e coccolarlo, perché metteresti in imbarazzo tutti i presenti. Alcune persone riescono ad esprimere l'affetto più facilmente di altre. Se il tuo partner non ricambia i tuoi gesti, probabilmente non ama le coccole e si trova in imbarazzo con le dimostrazioni fisiche di affetto.